una piccola parte di casi nel sistema di sorveglianza viene definita legata. Allora, dice il professor Lopalco, ma sostanzialmente lo si sentiva anche ieri in radio, a Radio Anch'io, che non siamo nelle condizioni di stabilire esattamente dove avvengano i contagi. Vi prego di non entrare ogni volta nella ridiscussione di che cos'è un contagio, di che cos'è un positivo, di che cos'è un negativo, di cos'è un malato, di cos'è un morto, di cos'è un vivo, eccetera, eccetera, perché altrimenti non ne usciamo. È come quando all'inizio del mio blog, nel dibattito sull'economia e su uno dei tanti tradimenti della sinistra, ma che cos'è la destra, che cos'è la sinistra, atteniamoci per favore al dato così come ci viene raccontato, dal momento che proprio voi, molti di voi in realtà si attengono rigorosamente alla realtà particolare del mondo politico così come gli viene raccontata dai giornali e trinciano giudizi a destra e a manca, poi dopo invece diventano dei sottili teologi gesuiti quando si tratta di ragionare su dati. Allora, qui il dato fondamentalmente, che cosa sta succedendo esattamente non lo sa nessuno, ma c'è una forte presunzione che la gente si contamini dove sta più appiccicata, guarda un po', cioè fondamentalmente nel trasporto pubblico locale. All'ultima riunione dei nostri governatori adesso riparte poi la solita solfa sui social, Zaia cattivo, Fontana cattivo, Zaia bravo, Fontana bravo. Io sto parlando di dati, adesso in questo momento non mi interessa molto la politica, questa è una diretta su alcuni dati. È emerso appunto un dato, cioè che casi, morti, quello che è, sono tutti ripartiti sostanzialmente 15 giorni dopo la ripresa dell'anno scolastico, ma non perché la scuola, qui poi c'è un altro dibattito molto nominalistico fra il ministro Azzolina che dice che la scuola è un posto sicuro, come vi ricordate il vecchio spot telefonico la parodia di Corrado Guzzanti, la cabina è un posto sicuro, la cabina telefonica, insomma molti di voi forse neanche sanno che cos'è una cabina telefonica, però una volta c'era, ecco. E questo però è un dibattito nominalistico, perché diciamo la scuola non è l'oggetto scuola isolato in sé, la scuola è anche come ci arrivi, se ci arrivi con dei mezzi pubblici dove ti devi ammassare, diciamo così, quando ci arrivi sei già in qualche modo contagiato. Lo scenario che si sta disegnando va osservato con molta attenzione, perché diciamo così su numeri totalmente diversi, molto più bassi, però la dinamica, d'accordo, che io ho cercato di spiegarvi che in economia conta, ma conta in generale nella vita, cioè come si stanno muovendo i numeri, indicano che Dio non voglia, ma il progresso, diciamo, di questo fenomeno più o meno naturale potrebbe essere molto simile, o comunque ricordare, riecheggiare quello del suo precedente, di quella che chiamavamo spagnola perché non eravamo politicamente corretti, mentre la cinese la chiamiamo Covid-19. E se le cose stanno così, è chiaro che si pongono tutta una serie di questioni. Io capisco bene tutta una serie di perplessità, anzi sono stato il primo io a sollevare anche in televisione, ma ovviamente non ve ne siete accorti, perché vi accorgete di tutto quello che non va in quello che facciamo, e su questo c'è una riflessione interessante da fare che poi facciamo, ma non vi accorgete mai di quello che va. Io sono stato il primo a sollevare il tema che, diciamo così,
massimo rispetto per ogni singola vita umana, ma in una situazione come questa sarebbe importante capire che cosa effettivamente ha posto fine alla vita di singole persone. Certo è, ve la stringo, che io sto pubblicando adesso, sto osservando da un po', da quando è ripartita da quando col freddo è tornato il raffreddore, mettiamola così, banalizzando, insomma. Sto osservando la curva, e certo che se fra una settimana siamo a 300 morti al giorno, significa che c'è assolutamente qualche cosa che non va, indipendentemente da che cosa abbia ucciso quelle persone. Sicuramente a novembre sarà difficile che possa essere contato come morto Covid, come è successo nel mio collegio elettorale in Abruzzo, un annegato che è morto per un tragico incidente e che poi è risultato positivo al tampone, essendo totalmente asintomatico. Ecco, semplicemente perché a novembre, diciamo, non si va in spiaggia e non si nuota, e incidenti di questo tipo sono quindi abbastanza inverosimili. Però vedete che sui giornali comincia a porsi il tema di cerchiamo di capire, cerchiamo di discriminare fra la Covid e l'influenza stagionale, insomma tutta una serie di temi che erano stati portati nel dibattito cominciano a diventare rilevanti. Fatto sta che però la situazione nei numeri è quella che vi ho descritto, e secondo me, secondo la mia sensibilità, diciamo, di analista delle serie storiche di altra natura, non epidemiologiche ovviamente, ma diciamo le serie storiche hanno una loro diciamo metodologia di analisi che poi è basata fondamentalmente sulle ciclicità, sulle onde, quindi se vogliamo ha attinenza con il mio altro lavoro, che è quello del musicista. Secondo la mia sensibilità, e le prossime 2 settimane sono 2 settimane importanti. Non a caso, se voi siete sui social e seguite un altro musicista che si chiama Liuto Giusto, anche lui con la sua sensibilità per le onde sonore fa anche delle analisi che invitano alla prudenza. Qui vorrei farvi notare 2 difficoltà, diciamo, di chi vorrei far notare 2 difficoltà di chi si trova a gestire un discorso politico, e vorrei farla notare ai tanti amici, insomma, così, che avendo non la verità in tasca, ma le verità in tasca, perché poi le cambiano con grande scioltezza a seconda del contesto, vengono a dirci, diciamo, vengono a fare i cani da guardia dell'opposizione. Voglio dire, io e anche alcuni di voi, no, ci siamo trovati a esprimere con una contenuta e, come dire, ironica perplessità l'atteggiamento, diciamo così, dei media, e anche di un certo, diciamo, di certi corpi intermedi, perché insomma la differenza fra diciamo così una democrazia anglosassone, diciamo, e un paese che è una delle 3 penisole del Mediterraneo dove, quando sono nato io, c'erano dittature militari, perché io quando sono nato ho avuto in simultanea Salazar, Franco e Colonnelli, salvo errore, e in Grecia ovviamente Colonnelli, e Mussolini quando sono nato io. Era ovviamente storia più recente che mezzo secolo dopo, no? Quindi insomma, ecco, mi sembra di capire che nei paesi, diciamo così, che noi tendiamo a raccontare come più democratici, i media facciano da cane da guardia del governo, per il motivo molto semplice che vi ho espresso l'altro giorno, che diciamo così, ha più senso controllare chi sta facendo le cose per ruolo, per lecita e legittima scelta di quel popolo cui la sovranità nella nostra Costituzione appartiene, piuttosto che controllare chi non può farle. A me questo sembra talmente evidente, eppure io mi sono detto, ma
ma perché noi abbiamo invece una stampa che è watchdog dell'opposizione ed è corifea propagandista del governo? Ieri ho avuto un'illuminazione, dopo aver seguito un po' distrattamente, perché dovevo leggere il decreto ristoro, avevo tanto da fare, alcuni dibattiti su Twitter con alcuni di voi che poi sono amici, care persone, che se incontro penso di continuare a salutare, perché non c'è nessuna animosità personale in quello che vi sto dicendo, anzi io sono interessato proprio all'aspetto neanche sociologico, antropologico di certi fenomeni, no? del qualcosismo, come lo chiamo, fate qualcosa. Ieri me ne sono reso conto, cioè effettivamente forse abbiamo la stampa che alcuni di noi si meritano. Sono quelli che giustamente vengono ad attaccare l'opposizione quando i problemi eventualmente può averli creati il governo. Nel fare questo non ci si rende conto di un paio di cose, 2 o 3. Ve le dico perché è abbastanza importante, cioè a me piace confrontarmi e essere anche autocritico, capire che cosa potrei fare di più, oltre a evitare che vi venga messa l'IMU sulla prima casa, oltre a evitare che vi vengano inviate le cartelle esattoriali in questo periodo, oltre a fare delle proposte razionali per scongiurare il lockdown. Oltre a tutto questo, cose che voi non sapete che stiamo facendo, magari ci sarà anche un problema nostro nel libro, ma ecco, andiamo alla radice, del problema. Io vi ho sempre detto con grande equanimità, cioè senza animosità, la nostra democrazia è profondamente inquinata perché il sistema dei media è profondamente distorto. Noi questo lo abbiamo visto, ve ne ho anche appena parlato, ve l'ho appena ricordato. In questo momento appunto il sistema dei media fa da watchdog dell'opposizione, ma lo fa perché la sua missione, come quella della Suprema Carica dello Stato, è di essere la garante dell'unità europea. E quindi naturalmente a questo chiunque intervenga per ragionare su alcune potenziali criticità del grande progetto viene automaticamente messo dietro la lavagna insieme ai cattivi. Per esempio, faccio un esempio banale: che bello il SURE, che bello il SURE, tutti i giornali ci hanno detto che bello il SURE, poi 4 giorni fa Giuseppe Liturri della Verità ha avuto la curiosità di andare a vedere quali fossero le condizioni alle quali ci sono stati prestati 10 miliardi dal fondo SURE per finanziare la cassa integrazione, come sapete, e sorpresa, mentre se collochi un BTP sul mercato, il prezzo e quindi il tasso di interesse lo sai subito, le condizioni alle quali c'è stato erogato il prestito SURE sono un segreto di Stato. Lo sapevate? Si può pensare che evidentemente, ora che i tassi sono diventati sui mercati negativi, il grande risparmio che ci è stato raccontato non ci sia o sia irrisorio e che quindi non si voglia far capire che l'argomento utilizzato per costringere l'Italia a indebitarsi con le istituzioni europee sia un argomento fasullo, cosa che noi diciamo da marzo. Ma lo sapete che lo diciamo da marzo? Ah, ma sono solo parole, dovevate fare di più. Sì, certo, probabilmente avremmo dovuto indossare una cintura di esplosivo come i simpatici terroristi islamici, che non credo vi siano particolarmente simpatici, e poi entrare, non si sa bene come, alla seduta del Consiglio e farci saltare per aria con tutti gli omologhi del Presidente Conte e magari anche con lui. Cioè, voi pensate che funzioni così? Io non credo. Non credo che funzioni così, credo che siate molto frustrati per motivi politici e in alcuni casi, lo so, anche per motivi personali, però sinceramente fatti vostri. I motivi personali sono fatti vostri, i motivi politici sono fatti miei, però sto cercando di spiegarvi, no? Allora, di una cosa così enorme, cioè del fatto che l'Italia si indebiti a condizioni che sono mantenute segrete e che quindi i cittadini non possono valutare, oggi avete traccia su un solo giornale, La Verità, che è un giornale, anche qui la dinamica conta, in forte crescita,
Ma attenzione, esattamente come i morti di Covid, è in forte crescita, partendo in questo momento, per fortuna per i morti, purtroppo per la verità, da numeri bassi. I grandi giornali che sono in contenuta diminuzione, partendo da numeri alti, di questa cosa ovviamente non vi parlano, come non vi parlano di nulla che ci riguardi, se non per mettervi in testa delle fregnacce, e voi regolarmente ci cascate. Su questo, voi, perdonatemi, non voglio offendere chi non ci casca, però la percezione che abbiamo in questo momento è che molte persone, siccome, come era inevitabile, la crisi purtroppo ha, allargato la platea di quelli che sono stati toccati dalla crisi economica, ai molti che hanno fatto negli ultimi 10 anni un percorso di consapevolezza, si sono posti tante domande, si sono dati delle risposte e si sono affiancati, degli ultimi arrivati che fondamentalmente scoprono adesso la durezza del vivere e blaterano contro chi, secondo loro, non li sta aiutando a resistere. Amici cari, se il mondo ve lo fate raccontare da chi non è vostro amico, quello lì tenderà a raccontarvelo in un modo che vada, che si alleni ai suoi e non ai vostri interessi. Ma ve lo devo spiegare io, vi devo veramente spiegare questo? Torno a dire che se voi vi cercate su internet le parole, affettuose che Gramsci dedicava alla stampa borghese, trovate delle parole che sono tuttora valide. Apro e chiudo una parentesi per dire che non ci sono più i comunisti di una volta, quelli sono assolutamente schierati risolutamente dalla parte dei grandi interessi e quindi loro non si pongono il problema della distorsione della democrazia indotta da un certo modo di gestire i media, perché semplicemente è una distorsione a loro vantaggio. Allora voi cercate di immaginarvi che con una stampa che così pesantemente condiziona l'opinione pubblica, non solo quella a noi ostile, ma nei fatti, perché è nei fatti, è nelle cose. Lo vedo nei discorsi dei nostri sostenitori, che so essere i nostri sostenitori, perché poi ci sono anche i sostenitori fasulli. Ecco, condiziona anche, quindi non solo chi ci è ostile, ma anche chi ci è favorevole. Ecco, voi immaginatevi la difficoltà di fare opposizione, perché, parliamoci chiaro, apriamo tutto a chiudiamo tutto nell'opinione pubblica è un attimo, e quindi bisogna affrontare con grande freddezza e con grande ragionevolezza le dinamiche dei fenomeni che affrontiamo, perché il rischio di essere messi politicamente all'angolo per posizioni prese avventatamente è grande, è notevole, e direi che il fatto di non avere, come ricordavo l'altro giorno in televisione, accesso ai dati in base ai quali le decisioni vengono prese, espone necessariamente a questo rischio. Quindi ci vuole cautela, ma la cautela a voi non piace, perché io questo lo so e lo dico sempre quando parlo con i comunicatori, mi rendo perfettamente conto del fatto che voglio dire, ve l'ho insegnato io, scusatemi, scusate la presunzione, ma sono 10 anni e ve lo dico, mi rendo conto che dopo una crisi economica che dura ormai dal 2008, quindi da 12 anni, e che subisce un disastroso salto verso il basso nell'ultimo anno, è normale che gli animi siano esasperati. Io capisco anche questo, però dovete anche capire che queste dinamiche vanno gestite con saggezza tattica e strategica. E va anche tenuto presente, molto, molto semplicemente, molto banalmente, che quando si parla quello avrebbe dovuto fare, quello deve fare, eccetera, eccetera, sì, certo, naturalmente
si è sempre bravi a prendere decisioni in nome degli altri per un motivo molto semplice, che non si è responsabili delle decisioni prese dagli altri. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, chi amministra la sanità ha delle responsabilità di carattere penale, responsabilità di carattere erariale, eccetera, eccetera. Quindi di fronte a uno scenario che può evolvere in una certa direzione, è abbastanza ovvio che al netto della giustezza di tutte le osservazioni che si stanno facendo circa come il fenomeno viene misurato, quale possa esserne la dinamica, eccetera, eccetera, è abbastanza ovvio che chi rischia di andare in galera tenga un comportamento di assoluta prudenza e applichi un principio di precauzione, ma vedo che questo voi non volete capirlo, vivete in questa, non tutti, torno a dire, sto parlando ad alcuni, ma mi dicono che il fenomeno dilaga, quindi è opportuno analizzarlo e spiegarlo. Vivete in questa dimensione paranoica e anche grillina, in questa paranoia grillina del ci avete tradito, siete come tutti gli altri, adesso state facendo un patto col nemico perché, vabbè, insomma, ragazzi, cioè chi parla male vive male, ma chi pensa male vive peggio, e chi poco pensa molto erra. E purtroppo, insomma, vedo che pensare mentre si parla è una cosa che non riesce a tutti, a me abbastanza, ma sono allenato. Ecco, allora forse magari parlare di meno e pensare di più vale per me come vale per tutti, sarebbe una diciamo regola di igiene che mi sentirei di consigliare. Voglio anche dire un'altra cosa, rapidamente sui numeri, poi chiudo. Oggi è uscito il dato del PIL, vi parleranno del grande rimbalzo nel terzo trimestre rispetto al secondo trimestre. Vi ricordo banalmente che quello del secondo trimestre di quest'anno, cioè della primavera di quest'anno, è stato il PIL trimestrale più basso dal 93, quindi eravamo tornati indietro di quasi 30 anni. Quindi il rimbalzo del 16%, salvo errore, poi verifico, che c'è stato a livello del trimestre in estate rispetto alla primavera, sembra un numero impressionante. Crescita a 2 cifre, sì, crescita a 2 cifre, ma è una crescita a 2 cifre su un trimestre in cui fra l'altro normalmente ci sono le vacanze estive, quindi ci sono anche fenomeni. Questi sono dati corretti per la stagionalità e per gli effetti di calendario. È un rimbalzo a 2 cifre rispetto a un tonfo che era stato altresì a 2 cifre. La morale della favola è che l'estate del 2020 in Italia è il 4,7% sotto l'estate del 2019. Negli Stati Uniti il rimbalzo, che da noi è stato del 16%, è stato di oltre il 30%, quindi è stato di praticamente di più del doppio. Ci sarebbe qui da aprire un dibattito amplissimo, adesso non c'è tempo onestamente per ragionare in termini comparativi su che cosa è stato fatto da una parte e che cosa è stato fatto da un'altra. Chiaro che sono sistemi molto diversi, economie molto diverse. Vi do un altro dato, forse ve l'ho già dato, ve lo ripeto. Con questo rimbalzo che non c'è, anche se verrà raccontato come un rimbalzo che c'è, il meno 9% su cui si articolano le previsioni del governo a me sembra molto ottimistico, ma non è tanto questo il punto. Il dato certo, perché è misurato sui dati consolidati, quelli del secondo trimestre, è che l'arretramento dell'Italia rispetto alla media europea prosegue e che quindi, come vi ho ricordato l'altra volta, siamo scesi dall'87 all'81% del reddito medio pro capite europeo, passando dall'ultimo trimestre del 2019
al secondo del 2020, cioè dallo scorso inverno alla scorsa primavera siamo arretrati di 6 punti rispetto alla media europea, altri paesi, in particolare la Germania, sono avanzati. E il distacco fra noi e loro è aumentato di 11 punti, il distacco più esattamente fra loro e noi, nel senso che loro sono in testa. Valgono le solite considerazioni su quale sia l'opportunità di restare in un progetto che non riusciamo a gestire oggettivamente, poi se non ci riusciamo perché è colpa nostra, come dicono alcuni, o perché è oggettivamente ingestibile, questo, diciamo così, non cambia molto i termini della questione. Possiamo veramente permetterci di continuare a gestirci con delle regole che ci penalizzano? Allora, ieri il Sole 24 Ore diceva che alcuni degli aiuti erogati dal governo probabilmente dovranno essere restituiti perché non si sa se violano o non violano la normativa sugli aiuti di Stato, quindi di mezzo c'è sempre la Vestager, cioè la killer delle 4 piccole banche, come le chiamano i piddini, sminuendo il disastro che hanno fatto, Etruria, Marche, Ferrara e Chieti. È stato molto utile quell'articolo del Sole 24 Ore perché allora mi sono andato a leggere con più attenzione il decreto ristoro e ho visto che anche lì viene esplicitamente detto che la validità di alcuni interventi, in particolare quelli in tema di esonero contributivo, di cassa integrazione, perché sapete che per chi non ha approfittato della cassa integrazione è prevista come forma di sostegno dell'azienda uno sgravio contributivo. Anche quello dice salvo approvazione, diciamo, delle autorità europee. Trattandosi di un tema di aiuti di Stato, viene esplicitamente citato il cosiddetto temporary framework, cioè l'allentamento temporaneo delle regole sugli aiuti di Stato disposto dalla Commissione europea e quindi dalla cosiddetta DG Comp, Direzione Generale della Competition, della concorrenza, cioè dalla signora Vestager. È chiaro che sempre lì si va a cadere su una persona che già una volta ha commesso un atto gravemente aggressivo nei riguardi della nostra economia. Ecco, quando si parla di Europa e quando si parla delle perplessità che noi abbiamo, si parla di questo, si parla di un'azienda che magari penserà di beneficiare di uno sgravio contributivo e poi si vedrà fra 3 anni, non so, costretta da una qualche sentenza di un qualche lontano tribunale dell'impero a restituire quei soldi o a corrisponderli non si sa bene a chi. E questo in un contesto in cui nel frattempo è andato in porto l'operazione procuratore europeo, il che significa che magari a chiedergli quei soldi arriverà una forza di polizia terza da altro paese. Queste sono le nostre perplessità, queste sono le cose che noi diciamo prima e questo è il motivo che ci, come dire, lascia pensare che stiamo facendo quello che deve fare l'opposizione. L'opposizione deve evidenziare le criticità e deve mettere in guardia i cittadini e noi questo lo stiamo facendo. Per il folklore ne avete già avuto tanto con i grillini, vi è piaciuto, gli avete dato il 30%, ora siete scontenti, alcuni di voi hanno capito, altri vogliono più folklore. Ma d'altra parte anche il PD è fatto di persone che vogliono più Europa. Quindi alla fine, come vedete, il problema non è politico, il problema è culturale ed è antropologico e io quei problemi lì non li posso risolvere, ognuno se li risolva da sé. Arrivederci.